Brutte notizie. Ieri il vulcano Ubinas in Perù è esploso, quindi una potente eruzione ha colpito il Perù. Cenere a 12 km di altitudine, diciamo proprio un bel casino. Questo è avvenuto nella giornata di ieri, 19 luglio. Quindi il vulcano è entrato di nuovo in un importante processo eruttivo. La nuvola di cenere espulsa dal vulcano si vede dal satellite tranquillamente, quindi gli è arrivata a 12 km di altezza, quindi molto alto ragazzi, e si stima che possa ancora crescere, quindi sicuramente saranno colpite anche le altre città ad est del vulcano, sia in Perù che in Bolivia, e diciamo che questa è stata la più grande eruzione del vulcano negli ultimi 342 anni, quindi considerandola una VEI 3, quindi generalmente le eruzioni non vanno oltre il VEI 2, che sarebbe la potenza diciamo del vulcano. Ciao avvocatella. Quindi ragazzi, questo è un'eruzione di livello 3. Diciamo che di solito i vulcani arrivano al livello 2. Ciao Veronica Marcucci, sì, è così. Quindi ragazzi, questa è una potente eruzione di livello 3. Quindi di solito i vulcani arrivano alla 2, questa è arrivata alla 3. Quindi ci sta una grandissima quantità di cenere che è stata espulsa dal vulcano. Quindi in Perù, il vulcano Ubinas. No, non credo, Domenico, no, no. Non credo che ci sia collegamento. Ciao Diego. Quindi diciamo che ieri la popolazione è stata allontanata dalle proprie case a causa della grande quantità di cenere, ragazzi. Diciamo che tutti i villaggi, le città sono state evacuate perché l'allarme è passato da giallo a arancione, quindi è livello di allerta 3. Di solito l'ho detto e lo ripeto ragazzi, di solito capitano sempre a livello 2, questo è di livello 3, quindi è molto molto potente. Pensate che è arrivato la cenere a 12 km di altezza e può ancora andare al di sopra dei 12 km. Pensate che sta succedendo. E il rischio no, il rischio ci sta per la, diciamo, per la città, per il Perù, in effetti può innescare pure un raffreddamento della zona perché sicuramente la cenere coprirà il cielo e quindi il sole non passerà e quindi ci sarà tipo un inverno più freddo. Se continua così, sì, diciamo se continua così per 10-15 giorni, il prossimo inverno in Perù farà davvero freddo pazzesco. Ciao avvocate, ciao. Quindi diciamo che la cosa però peggiore ragazzi è che questa cenere va nei polmoni delle persone e quindi si rischia che le persone soffocano. Quindi a parte questa cosa qui che non si sa ancora nulla, no? Perché è una notizia che arriva è di ieri, però ci sono poche notizie in giro. Quindi non ci sono notizie se ci stanno feriti oppure qualche cosa. Gli alieni stiamo aspettando, vabbè, ma ancora non è finita oggi. Comunque oggi è 20, la giornata è ancora lunga, quindi possono ancora arrivare. Ragazzi, mi ricordo del video di ieri. Quindi fino a stasera a mezzanotte c'è ancora 20, quindi ci sta ancora tempo, ragazzi. Quindi ragazzi, questo è stato davvero un casino in Perù perché questo vulcano ha fatto proprio un macello a livello di potenza, cioè Vei 3 che generalmente le eruzioni sono moderate dei vulcani, di solito Stromboli, Etna hanno fatto Vei 2, cioè moderato, questi non si sa Diego, non lo so, ho provato a cercare, no, hanno detto solo che hanno evacuato le persone, però non si sanno che cosa è successo lì, però sicuramente non ci stanno feriti e niente perché se hanno evacuato ragazzi significa che hanno fatto in tempo, quindi non credo che ci siano vittime oppure feriti. Quindi penso che a finale ragazzi, sì sì l'ho fatto il video Diego, se lo vai a vedere l'ho fatto ieri il video sul terremoto ad Atene, ho fatto anche un aggiornamento poi in serata, quindi ti ringrazio.
Quindi ragazzi, se saprò più notizie di questa qui, di questa potente eruzione, io poi in giornata aggiornerò. Le notizie però sono pochissime, quindi perché comunque ho provato ad andare sui siti del Perù, siti americani, siti inglesi, però tutti quanti riportano la stessa notizia, cioè questa grande eruzione, queste cose che ho detto io, quindi non riporta se ci sono feriti, non riporta solo che può peggiorare la situazione perché dice che è a livello allerta 3, dice che di solito tutti i vulcani massimo si fermano alla seconda. Questo è quello che tutti diciamo, i siti inglesi, americani, russi, l'ho visto in tutte le lingue, ragazzi, pure in giapponese, dicono tutti la stessa cosa. Li ho tradotto, ma tutti dicono le stesse cose. Quindi per il momento forse queste sono le notizie che si trovano. Sì, lo so, l'ho visto, sì, hanno detto che adesso, avevo letto su un sito che adesso lo spazio aereo si può viaggiare, avevo letto mo su una notizia ma di pochi minuti fa. Solo che poi ho girato e ho trovato questa qua e sono andato a vedere in inglese, l'ho trovata e la stessa notizia, sono andato in russo e la stessa notizia. Quindi tutti i siti diciamo portano la stessa notizia, non riportano se ci sono feriti, riportano solo che le persone sono, sì sì Diego, sono andati via, hanno evacuato la zona, quindi però si rischia che questa cenere possa colpire anche altre città e addirittura anche la Bolivia, quindi diciamo che è una grande eruzione. Pensate che è la più grande degli ultimi 342 anni. Dimmi Alan. Quindi ragazzi, davvero questa volta ci siamo superati, quindi dobbiamo aspettare per forza gli UFO mo. Quindi ragazzi, lo so che oggi è giorno 20, quindi dovrebbero arrivare. Dici tu che intendeva l'eruzione? Ma non credo, lui parlava cioè di un contatto alieno, capisci? Come fa a capire, fa intendere il vulcano, capisci che voglio dire? Lui sulla profezia parla di ci sarà un contatto alieno. Ubinas Perù, Mario, la cenere è alta, sì sì è un vulcano, sì, è diciamo un vulcano molto potente questo, Difatti il nome non vi dice nulla, però se andate a controllare vi rendete conto che è potente questo qua. Ci stanno tanti vulcani che non sappiamo nemmeno i nomi noi ragazzi, ma ce ne stanno proprio un sacco. Questo è uno potente comunque. La cenere sta a 12 km e forse è destinata ad aumentare, quindi ancora può peggiorare, quindi speriamo che si ferma e non vada oltre, perché già dai satelliti si vede tutto, quindi un casino proprio ragazzi. Comunque ragazzi vi auguro buon appetito, penso che è quasi orario di andare a mangiare. Se saprò notizie su questo vulcano, di che cosa succede, io ho provato ad andare su siti diciamo esteri e tutto, ma purtroppo quello è successo ieri questo, non oggi, quindi è purtroppo solo queste solo le notizie ragazzi, non di più. Potete andare dove volete, anche in Russia, ho fatto tutte le possibili combinazioni sui siti vari, notizie, sono andato su un sito del Perù e ti vedi solo queste qua, non vanno oltre. Loro dicono che hanno evacuato tutte le zone vicino al vulcano, questo dicono, quindi la notizia è questa ragazzi per il momento, quindi ci dobbiamo accontentare per ora. Ragazzi, buon appetito a tutto e ci sentiamo. Ciao Bocatella, ciao Silvia, ciao a tutti ragazzi. Ci vediamo dopo perché dopo ho fatto un video di cucina, ho fatto una bella ricetta, andatela a guardare dopo perché questa qua è davvero forte, quindi ho fatto davvero una ricetta pesantissima, quindi andatela a vedere perché non è per i vegani, quindi parto già da qui, non è per vegani ragazzi, è fatta con le verdure, con le melenzane, quindi però non è fatta per i vegani. Mi dispiace ragazzi, stavolta mi sono fatto portare un po' la mano, quindi
andate a vedere dopo perché fra poco lo pubblico perché è infinita, quindi adesso la pubblicherò. Guardatela e ditemi che cosa ne pensate. Ci sentiamo a dopo ragazzi, ciao.